Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Di nuovo buonasera, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1199 di oggi, venerdì 22 di maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659, da questo momento potete mandare le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se preferite il telefono è aperto da adesso, 0292947222. Andiamo a dare una bella occhiata alle agenzie, a quello che succede in questo nostro vasto mondo e segnatamente andiamo a vedere che cosa capita nel Golfo Persico, l'ANSA, Medio Oriente, Live Blog, Al Arabiya, l'annuncio dell'accordo Iran-USA nelle prossime ore subito in vigore. Anche il Qatar invia dei negoziatori a Teheran per finalizzare l'intesa. Arriva anche il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Amir. Rubio, progressi, ma resta ancora molto da fare. Pensare ad un piano B se Hormuz non riapre. Mi permetto di aggiungere una cosa io, anche perché nel mentre che circolano questi titoli così accomodanti e così non accomodanti, come possiamo dire, così ottimisti, qui il punto è che Rubio è stato molto chiaro: l'Iran non deve avere le armi nucleari, l'Iran non deve permettersi di imporre dei dazi per il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre Rubio dice queste cose, dice che c'è qualche piccolo progresso, non è così ottimista, a Teheran non sono pochi i componenti del Parlamento iraniano che minacciano fuoco e fiamme. Israele teme che Teheran stia per lanciare un attacco a sorpresa contro gli stati del Golfo e contro Israele, ma soprattutto, oltre a ciò, il problema è che
si sta pensando di votare una risoluzione nel Parlamento di Teheran, informa Iran International, per porre una taglia su chi ammazzerà Donald Trump. Questa è la loro idea. Ecco, a me sembra che il clima sia tutto fuorché un clima di accordo, mi sembra che il clima non sia affatto conciliante e non credo, almeno per ora, non credo si possano cogliere dei segni di distensione su questo argomento. Peraltro, se, come si è ipotizzato nelle ore scorse, dentro questo accordo non fosse compreso il tema dello sviluppo dei missili, né tantomeno il tema del nucleare, questa sarebbe una vera e propria sconfitta per gli Stati Uniti d'America, che sostanzialmente darebbero luce verde a un Iran capace di dotarsi dell'arma atomica. E questo a me sembra veramente strano nel momento in cui il segretario di Stato Rubio ribadisce il concetto che Teheran non può avere supposte nucleari. E allora aspettiamoci delle sorprese, perché io credo che qua si sia trattato solo di perdite di tempo per allestire qualcosa, ma certo non qualcosa di buono. Iran International, mi permetto anche di aggiungere, vi do quest'ulteriore informazione, un momento che adesso vi trovo la notizia, perché Iran International ovviamente ha degli insight da chi riesce di nascosto, di sgamo a collegarsi a Starlink, perché vi ricordo che se da quelle parti ti beccano con Starlink t'ammazzano. Allora, cosa succede? L'Iran può costruire dei missili, ma non riesce ad allevare i polli, signori, non riesce a comprarsi i polli, né tantomeno ad allevarli. Mentre i prezzi del cibo continuano ad aumentare e le fattorie chiudono in tutto l'Iran, persino dei personaggi dell'establishment si stanno chiedendo apertamente come una nazione che è capace di produrre dei missili di precisione non riesca a produrre delle auto a basso costo o permettersi il lusso, permettere alle persone, alle famiglie normali di comprarsi del pollo. L'ex ministro dell'industria Mostafa Hashemitaba dice che la crisi si basa che la crisi ha radici non solo nei mercati consumer, ma anche nella catena produttiva del paese che ormai è al collasso, dai fertilizzanti fino appunto all'allevamento di pollame. Il 20 di maggio Hashemitaba ha scritto su un social iraniano che il prezzo di un sacco da 50 kg di fertilizzante è passato da 3 milioni di rial a 70 milioni di rial, cioè un incremento di 24 volte. Altri fertilizzanti addirittura sono saliti di oltre il 1100% nello stesso periodo. Proviamo a dare anche una conversione rial-dollaro, rial-euro, scusate, e vediamo quanto costa un sacco di fertilizzante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco, allora, 3 milioni di rial sono l'equivalente, pensate un po' voi, di 1,95 euro. Mentre adesso un sacco di, ripeto, da 50 kg di concime chimico ne costa 70 di milioni, che sono l'equivalente di, scusate, di 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45,58 euro. Pensate, l'Iran è così alla fame, che non hanno i soldi nemmeno per comprarsi, cioè non è alla portata delle tasche di tutti comprare un sacco da 50 kg di fertilizzante. E il risultato, ha detto l'ex ministro dell'industria appunto Hashemitaba, è questo, cioè che sono state chiuse molte fattorie, sono stati chiusi degli allevamenti di pollame e naturalmente questo ha portato all'incremento e all'aumento dei prezzi per la frutta, la verdura e la carne. Quindi, come vedete, l'Iran e gli Ayatollah hanno poco da festeggiare con le loro supposte atomiche, perché il mangiare non lo possono fabbricare in serie.
ma questo è il risultato delle loro scelte. Abbiamo cominciato mandando in onda un pezzo di Paul Schaeffer, Late Night, del 1989, ma in realtà il brano è del 1982, perché questa era la sigla del Late Night Show condotto da David Letterman in America, prima con la NBC e poi dal 1993 per quasi 30 anni è andato in onda sulla CBS. Letterman ha lasciato il Late Show nel 2015, gli è subentrato Stephen Colbert. Stephen Colbert ieri ha mandato in onda l'ultima puntata e per la prima volta dopo oltre 33 anni non c'è più un late show alla CBS. Allora, Stephen Colbert, lo sapete, paga le sue polemiche con il presidente Trump per le critiche politiche che gli ha rivolto. Trump ieri notte non si è risparmiato negli insulti online dicendo che altri comici scarsi, cioè gli altri conduttori dei vari late show da Jimmy Kimmel fino ad arrivare al conduttore del Tonight Show Jimmy Fallon, che naturalmente pure lui è finito nel mirino del tycoon. Ecco, tutti questi falliranno e chiuderanno nella sua previsione. In realtà forse è una formula che ormai è un po' logora e quindi risente anche del fatto che oggi i ragazzi per esempio non seguono più i late show. Letterman è campato per decenni sugli universitari, io stesso sono stato uno dei suoi fan perché lo vedevo qua in Italia quando ero in collegio con Rai Premium e alle 2:15, alle 14:15 andava in onda il Letterman Show sottotitolato e uno poteva vedere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la tarda serata americana, dove peraltro ci si divertiva, c'era la buona musica, c'erano ospiti che presentavano i loro album, dischi, che parlavano, interagivano con Letterman. Soprattutto lo star system americano non si prendeva affatto sul serio. Una cosa che io, per esempio, non ho mai visto quando questi qui venivano in Italia e facevano i divi. Qualcuno di voi si ricorderà un'intervista alla Spocchia, a base di Spocchia, tra Naomi Campbell e Mara Venier a Domenica Inn una trentina d'anni fa, che questa venne con questa faccia seccata e alla fine la Venier le chiese: scusa, ma allora che cosa sei venuta a fare? Non vuoi parlare di niente, non vuoi dire niente, allora che vuoi fare? Pubblicità, e chiuse. Ecco, nei programmi da Letterman invece vedevi tutta questa gente che partecipava alle cose più ridanciane e più ridicole e più divertenti. Questo dimostra che sono proprio dei cazzoni. Questo programma un po' l'ho sempre sentito un po' figlio anche di quell'atmosfera, di quel tipo. C'è una spruzzata di Letterman Show, se volete, anche dentro questo programma. Almeno ci si è ispirati a questo nel progettarlo. E che dire di più, che finisce un'epoca e spiace molto, anche perché probabilmente forse puntare troppo sulla satira politica a senso unico, cioè sempre contro Trump, non è nemmeno l'idea giusta per tenere assieme il pubblico, serve invece a polarizzarlo. Ma adesso noi andiamo in pausa e poi torniamo dopo la pubblicità con il Qui Parlamento, il senatore Borghi sui carburanti. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ovviamente per me è sempre molto utile avere dei momenti di discussione, perché tante volte in questo Parlamento si discute poco di temi che sono importanti. L'energia sicuramente è uno di questi. Io, come sempre, vengo distratto purtroppo prima del mio intervento da quanto viene detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che noto essere ormai sempre più simili a più Europa. Deve essere la vicinanza di Calenda, di Lombardo, che li turba, perché ormai abbiamo i 5 Stelle che io me li ricordo, insomma, ai primi tempi della loro carriera parlamentare essere molto rivoluzionari. Adesso vogliono gli Eurobond e la difesa comune europea. Tutti i gusti sono gusti. Ricordo molto semplicemente che gli Eurobond sono eurodebito, è come mettere i soldi sul condominio, e dato che noi paghiamo di più di quello che riceviamo dall'Unione Europea, significa che noi pagheremmo anche i costi degli altri per l'energia. Per cui non so se sia una grande idea fare degli Eurobond per l'energia. Quindi vabbè. E tra parentesi, già che ci siamo, ricordiamo anche che cosa comporta avere invece questo governo e questo approccio pragmatico all'energia rispetto a quello che sarebbe, diciamo, un mondo governato dalla sinistra e quindi dal Movimento 5 Stelle, perché ovviamente ormai sono tornati a essere una cosa sola. Oggi alla Camera, in commissione, è stata approvata la legge sul nucleare, tanto per dire. Questa cosa non sarebbe mai potuta essere fatta con il Movimento 5 Stelle o anche il PD o AVS. Eppure noi abbiamo un gran bisogno di energia nucleare, perché serve come base su cui costruire le diverse fonti di approvvigionamento. Perché vedete, la questione energetica non è semplice. Tanta gente dice, vabbè, mettiamo più eolico, mettiamo più solare, no? Come se le auto andassero con le pale piuttosto che le macchine, oppure che di notte io accendo la luce o il frigorifero e funzionano con l'energia solare. No, non funzionano, è notte, non funziona. E vorrei far sapere a tutti quelli che ancora continuano con questa questione dell'energia solare e similari, che già adesso, nelle giornate serene, quando funziona al massimo la capacità installata di fotovoltaico, il valore dell'energia prodotto in quel momento, perché tutto funziona contemporaneamente, no? Ogni cella solare funziona contemporaneamente alle altre quando le condizioni sono ottime. Quindi significa che in quei momenti arriva energia da così tanti produttori che il costo è zero, per cui significa che a meno di non sussidiarle ulteriormente, se io aggiungo ulteriore fotovoltaico a quello che c'è adesso, vado in perdita, perché molto semplicemente è un'energia che non si può, se non in minima misura, accumulare e che funziona tutto contemporaneamente. Ma la Spagna come fa? Beh, la Spagna ha una capacità nucleare che è la seconda in Europa. La Spagna ha una sua diversificazione di fonti energetiche e su quello ci ha aggiunto molto fotovoltaico, aiutata anche dalla sua natura, enormi spazi desertici all'interno nell'entroterra del sud della Spagna,
che invece noi non abbiamo questo lusso di poterci permettere, perché il nostro è un territorio molto più delicato, il nostro è un territorio molto più sensibile a quanto occupano di spazio queste nuove fonti alternative. E poi oltretutto si sono accorti a spese loro di che diamine succede se esageri con il fotovoltaico. A un certo punto salta la tensione e si va in blackout per 2 giorni. Tant'è vero che adesso stanno comprando, come se non ci fosse domani, compensatori. Per intendersi, per chi non sa come funziona, non è una tecnologia particolarmente scientifica, però sono delle enormi ruote di continuità, tale per cui quando a un certo punto viene a mancare la corrente, perché salta la tensione, la ruota che pesa tonnellate continua a girare e fornisce energia elettrica quel tanto che basta, sperabilmente, per riuscire a compensare il salto di tensione. Le produciamo noi, quindi è una buona cosa, bene per l'Italia, male per la Spagna che ha fatto male i suoi conti. Per il resto, noi abbiamo fatto una scelta diversa da Francia e Spagna. Cioè c'è stata una divisione piuttosto chiara per l'energia in passato. Vale a dire, Francia e Spagna, soprattutto la Francia, si sono buttati per tempo sul nucleare. Germania e Italia si sono buttati sul gas. Sono scelte, non è che una cosa è migliore rispetto all'altra. Il punto però, questa cosa dovrebbe essere abbastanza utile anche a capire che certe scelte che vengono fatte in sede di Unione Europea, per esempio le sanzioni alla Russia, colpiscono in modo asimmetrico. Perché se noi siamo dipendenti dal gas, è ovvio che una sanzione alla Russia fa più male a noi rispetto alla Francia. Peccato però che il mercato è comune e unico e quindi stiamo dando un vantaggio competitivo a chi sono concorrenti rispetto alle nostre imprese. Motivo per cui questo governo sta lavorando attivamente per diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e, guarda caso, oltretutto abbiamo avuto un ulteriore peggioramento derivante dal fatto di un'altra cosa di cui che non è colpa nostra, perché la guerra contro l'Iran ha fatto chiudere lo stretto di Hormuz. Parte di questo approvvigionamento alternativo derivava dal Qatar e anche questo è venuto a mancare. Cosa sarebbe successo col Movimento 5 Stelle? Beh, per esempio, io mi ricordavo che dicevano TAP criminale. Quindi una delle nostre fonti alternative di approvvigionamento, che è il gasdotto che arriva dall'Azerbaigian e viene fuori in Puglia, se fosse stato per il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai partito quel tipo di lavori. Poi hanno cambiato idea, però all'inizio sarebbe stato così: catene umane, TAP criminale, quindi nucleare no, il gas no perché non va bene, e il risultato è che adesso probabilmente in una situazione di crisi ci saremmo scaldati bruciando gli infissi delle finestre. Invece in un modo o nell'altro siamo riusciti a diversificare le nostre fonti di approvvigionamento. L'Algeria ce ne dà molto, anche se insomma io faccio sempre fatica a capire perché certi stati ci vanno bene anche se non rispettano i diritti umani, altri invece no e così via, ma pazienza. Una cosa che secondo me è molto utile che sta facendo questo governo è iniziare a valutare l'incremento con la Libia, perché la Libia è di fronte alle nostre coste, ha fra i giacimenti più grandi di gas e di petrolio, e oltretutto c'è un gasdotto che ci connette direttamente fra la Libia e Gela, che è il Green Stream, che in questo momento è sfruttato al 10%. Quindi c'è la possibilità di incrementare la fornitura di gas da un paese che è direttamente nostro confinante e che quindi risolve tutti i problemi relativi all'approvvigionamento da paesi che stanno molto molto lontani e che possono essere inaffidabili. Questa mozione, che noi ovviamente convintamente come Lega voteremo, prende assieme tutte queste problematiche che sono ben chiare al governo e che ovviamente sta cercando di risolverlo nei tempi che sono necessari per la risoluzione di problemi strutturali che non sono immediati. Non c'è la fatina che agita la bacchetta e improvvisamente viene fuori il gasdotto o viene fuori la centrale nucleare. Stiamo parlando di tempi, ma se non si inizia mai non si arriva mai. E io sono convinto che questo governo
almeno dal punto di vista dell'energia, ha molto chiaro cosa bisogna fare e stiamo andando, direi, nella direzione giusta. Dall'altra parte c'è la tutela dei cittadini nel mentre. E quindi il fatto che questa mozione tiene presente che noi si debba continuare, ed è quello che stiamo facendo adesso in Europa, anche col ministro Giorgetti, a pretendere di poter avere la capacità di spesa per tutelare i nostri cittadini nel momento in cui c'è una crisi asimmetrica per i motivi che vi ho detto prima in Unione Europea, è l'unica cosa sensata che si può fare. Perché le nostre imprese non possono ovviamente aspettare la costruzione futura della centrale nucleare, quindi è giusto iniziare, ma nel frattempo dobbiamo tutelarle. E quindi io non capisco sinceramente le polemiche o quanto è stato presentato. Le spese militari, ma stiamo parlando di energia. Stiamo parlando di energia, è giusto dedicarci a parlare solo di energia. Dice, vabbè, avete sbagliato a metterla prima. Sì, abbiamo sbagliato a metterla prima. È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella. Per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito. Per il resto noi stiamo andando nella direzione giusta per avere un approvvigionamento il più vario possibile di fonti energetiche, e le nostre imprese sono all'avanguardia di tutto quello che in questo momento sta venendo fatto per l'energia in Italia e fuori dall'Italia, per cui bene così, e il voto della Lega è assicurato. Grazie senatore Borghi. Qui Parlamento. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, ci vuole un fisico bestiale perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole un attimo di pace, sai, di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. Come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio. Mente sana, il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai. Bestiale per stare nel mondo dei grandi e poi trovarsi a certe cene. Nuova a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:48 minuti e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1199 di Chilometro Zoom. Allora, avete ascoltato Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale del 1991. E perché? Perché stasera parliamo di una bella storia, parliamo della dottoressa Veronica Bandera, che è una campionessa di CrossFit, signore e signori. Insomma, io ho avuto il piacere di conoscerla in tutt'altre vicende, perché ero stato
ricoverato in pronto soccorso da lei, però ho scoperto appunto che è una campionessa di CrossFit e ha una storia molto interessante da raccontarvi, una bella storia di impegno, sacrificio, speranza, meritocrazia. E io, se mi posso permettere, in questi tempi così bui, in questi tempi così contorti che viviamo, credo che abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi che non arrendersi anche in un paese come questo aiuti e valga sempre la pena. Per cui io vi lascio a questa nostra conversazione, spero che vi piaccia, ma credo che vi piacerà molto. Vai pure Natalia. Vai. E allora, la sorridente fanciulla che voi vedete sul nostro canale video, non la potete vedere attraverso la radio, ma tra poco si paleserà con la sua voce, è la dottoressa Veronica Bandera. Veronica Bandera è un dottore, precisamente la sua specialità dovrebbero essere, se non ricordo male, le ecografie, quindi lei per i casi della vita ha avuto una visione molto intima del sottoscritto, perché mi ha fatto un'ecografia quando sono finito al pronto soccorso di un noto nosocomio del nostro paese, che salutiamo il personale che ci sta seguendo, e in particolare io ho avuto la possibilità di conoscerla durante il mio ricovero, perché lei, oltre a essere una bravissima dottoressa, infatti come vedete siamo qua che ancora discutiamo, oltre a essere una bravissima dottoressa, soprattutto è un'appassionata sportiva con una storia molto interessante alle spalle. Lei, prima di tutto, parte con il CrossFit, segnatamente categoria adaptive, tra poco ci faremo spiegare che cos'è, e nel 2024 tra l'altro ha gareggiato con una delegazione che è venuta dall'Italia. C'è stato questo mondiale in America, lei è arrivata nona, ma e ha tra l'altro gareggiato contro la campionessa mondiale che è il suo idolo personale. L'ultima gara che ha fatto è stata a Roma nell'ottobre del 2025, ha vinto. Il suo allenatore, che è anche suo marito, la segue in queste avventure, e in particolare, oltre ad aver fatto il CrossFit, adesso si è data un'altra disciplina, la pesistica. Io la vedo nelle storie che posta su Instagram, quando solleva pesi da 40, 50, 100 kg, quant'è che alzi? Dipende dall'esercizio che devi fare, ma insomma, Ecco, sono però, modesti. ecco, io la vedo, e io che sono un campione di assalto al frigo categoria agonista, naturalmente resto abbastanza esterrefatto. Comunque, intanto, buonasera, benvenuta tra di noi a Zoom. Qui abbiamo avuto pochi atleti, però ce li ricordiamo tutti, e io credo che questa sarà un'altra di quei passaggi che resteranno impressi ai nostri ascoltatori. Allora, che cos'è il CrossFit e come nasce sta passione, dottoressa? Buonasera Antonino, a te, grazie dell'invito. Sono contenta di raccontarti questa storia, spero che ti piaccia e che piaccia così come è piaciuta a me. Allora, il CrossFit nasce in realtà per puro caso, nel senso che io non sono stata una sportiva dalla nascita, anzi ero piuttosto un antisport fino a una consistente età, oltre i 30 anni. Non mi sono mai cimentata perché, essendo nata con una serie di problemi di salute, mi ero convinta di non poter fare. Sì. Mio marito, con il quale sono insieme da una vita, invece è sempre stato uno sportivo e ha cercato tantissime volte di convincermi a fare, perché vedeva un potenziale, ma io, diciamo, ho consacrato la prima parte della mia vita solo alla medicina, e quindi un po' mi dicevo che non avevo tempo, un po' mi dicevo che forse le mie problematiche di salute non erano le ideali, e quindi ho rimandato. Fintanto che a un certo punto ho deciso di provare a mettermi alla prova e ho approcciato a questa disciplina, che è una disciplina che ha preso piede da una ventina d'anni in Italia in maniera consistente, ma che nasce come disciplina americana, fondamentalmente come preparazione atletica a gran parte degli sport olimpici e non, e consiste in un insieme di discipline che si fondono in maniera meno estrema rispetto alle loro singole realtà, e che si mixano insieme.
questi registri sportivi sono la parte di atletica, diciamo, quindi tutto quello che è cardio, la corsa, il nuoto, il vogatore, lo sci, la bicicletta in tutte le sue forme, insomma tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte di atletica vera. Il sollevamento pesi, dal quale il CrossFit prende i 2 movimenti principali, che sono lo strap e lo slancio, e li declina all'interno di workout che poi ti spiegherò, e tutta la parte di ginnastica artistica. Quindi la sbarra con tutto ciò che succede in sospensione, le trazioni fino al petto, le trazioni complete, quindi sollevando l'intero busto oltre, diciamo, il livello della sbarra. C'è poi tutta una parte di strumento piccolo che diciamo per una quota viene presa anche un po' dallo strongman, quindi tutte le kettlebell, che sono quelle sfere di ferro con la maniglia, che vengono utilizzate per fare diversi movimenti, i manubri, i sacchi di sabbia da trasportare e quant'altro. Nel CrossFit tu sviluppi dei workout che possono essere con degli obiettivi sempre diversi, a volte degli obiettivi di tempo, quindi una serie di esercizi da svolgere in un certo periodo di tempo, altre volte sono il numero di ripetizioni di quello stesso esercizio, altre volte ancora è il peso più pesante che puoi sollevare all'interno di questo esercizio, mixando tutte queste discipline. Però, Tosto, sì. Decisamente. Ecco, ma decisamente tosto. Ma cosa ti ha spinto a praticarlo? Cioè, qual è il lato attraente del CrossFit? Che è molto divertente, anche se non sembra dalla mia descrizione, perché sembra una tortura cinese. In realtà ti giuro che è molto divertente, perché è sempre vario. E quindi ogni giorno che ti alleni non fai mai la stessa cosa in realtà. Alleni tutto il corpo completamente ed è veramente molto divertente e soddisfacente, perché a mano che raggiungi gli obiettivi sportivi che ti poni, che possono essere il sollevare bene il tale bilanciere piuttosto che fare il tale esercizio sportivo, come dire, apprezzi così tanto il risultato, cioè la meritocrazia che questo sport ti restituisce è assolutamente un motore assoluto, cioè ti porta a volerlo continuamente fare, a voler continuamente crescere, ed è veramente divertente. Credo che la risposta alla tua domanda è che è molto divertente. Ed è difficile per una come me che è molto mentale. Io faccio l'urgentista, per cui lavoro in pronto soccorso da 25 anni e sei abituato a tutta una serie di dinamiche, no? A volte decomprimere la mente è difficile. Quando hai a che fare con qualcosa di sportivo che ti porta a dover pensare solo ed esclusivamente a quello che fai, perché altrimenti se ti distrai perché non hai la testa completamente sull'esercizio, rischi di farti male o comunque di non svolgere l'esercizio correttamente, è l'atto decompressivo mentale secondo me più efficiente che puoi avere. Che meraviglia! E per questo non è uno sport che può avere molto successo tra gli italiani, perché essendo meritocratico in un paese come questo significa veramente predicare nel deserto, no? Scherzi a parte. E invece una bella scuola di vita, come sempre è lo sport, quando viene vissuto come valore e non come mera esibizione, questa sì, italiana, mi scuso per l'espressione, di chi ce l'ha più lungo, perché io insomma ho frequentato le palestre, ma mi ricordo che quando le frequentavo io alla fine degli anni 90 sentivo più discorsi su steroidi e sulla bella sensazione di quando si stringe il gomito e si sente il muscolo con la pelle che tocca la pelle dell'avambraccio, e francamente tutto mi sembrava meno che sport, detto tra di noi. Invece qui qual è la strada facile? Appunto, invece qui mi sembra lo sport quello bello, quello fatto di sacrificio, quello fatto, come potremmo dire, mi viene in mente Carletto Parola nel libro Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino del 1977, quando parla degli argentini e dice: sono come noi, carni arroste e tanghi, sanno di zingarume, sanno di provincia, sono fatti come gli italiani che non ci sono più. Secondo me questo è uno sport per un tipo di italiani che non ci sono più. Dove va la connessione? Perché vedo che ti sei frizzata. Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a recuperare la dottoressa. Vediamo un momento.
Ecco appunto, cioè questo è uno sport per quegli italiani che non ci sono più. Sì, è sicuramente uno sport meritocratico. Vero è che, come per ogni disciplina, la persona fa la differenza, e ti dirò che questo sport tira fuori veramente quello che sei, perché se sei una persona onesta che lavora e fatica e vuole raggiungere gli obiettivi con la sua sola forza, si vede. Se sei una persona onesta, si vede. Se sei una persona invece che cerca strade facili o che non è onesto nell'approccio sportivo, cioè dici di avere fatto tante ripetizioni invece ne hai fatte la metà, di avere sollevato X peso invece ne hai sollevato Y, si vede. Ecco, Quindi è assolutamente limpido. e siccome nella vita bisogna sempre avere rispetto alle persone che incontri perché non conosci le loro storie, che cos'è la categoria adaptive del CrossFit? Allora, la categoria adaptive è una categoria di atleti che per ragioni fisiche non possono competere in maniera equa con soggetti che non hanno nessun problema fisico. Mm. Mi spiego meglio. Il problema fisico non per forza deve essere una malattia grave, deve essere una compromissione che gli americani vogliono essere documentata assolutamente in maniera assoluta, quindi tu devi dimostrarlo con tanto di documentazione sanitaria, video esplicativi, ammissioni e quant'altro, quindi non è sufficiente dire ho male a una spalla perché l'ho slogata, quindi non posso gareggiare con chi non ha slogato la spalla, devi avere una patologia importante, documentata, che ti permette di gareggiare con tutte le persone che hanno lo stesso tipo di problema, quindi di gareggiare alla pari. Ecco Esistono appunto. varie distinzioni di categorie. La categoria a cui faccio parte io è la categoria che è identificata con l'acronimo Upper Two Appointment, vuol dire chi ha un problema ha una mano o ha un segmento dal gomito in giù di un unico arto, che può voler dire avere una mano poco funzionante, essere amputati o non avere o essere nati senza, diciamo, l'avambraccio e la mano, ma con il resto del segmento del braccio sei completamente in grado di fare tutto quello che il CrossFit ti richiede, compreso tutto il lavoro in sospensione, compreso, e ti stupirò, la verticale sulle mani con la quale cammini per metri. Niente di meno, addirittura. Niente di meno. Ecco Sì. appunto. Dalle foto però si vede che le mani ci sono tutte quante, quindi siccome qualche ascoltatore giustamente direbbe allora dov'è la particolarità? Dov'è il problema? Giusto, è giustissimo. Allora, dalla fotografia chiaramente non si può comprendere, ma io sono nata con un tumore del sistema vascolare. Quando ero molto piccola sono stata operata diverse volte, anche crescendo nell'adolescenza, fino a poco prima di laurearmi. Pensa che io volevo fare il chirurgo da grande e invece poi ho cambiato strada proprio perché circa 6 mesi prima di laurearmi sono stata operata per l'ultima volta. Ogni intervento di rimozione di questo gomitolo tumorale che avevo nel palmo della mano implicava sempre la rimozione anche di un tratto tendineo, di un tratto nervoso e di un tratto muscolare. Il risultato anatomico, ti posso provare a fare vedere dalla telecamera, spero che si veda, è questo. Ok? È questo. Sì. Quindi il mio massimo di apertura che riesco a raggiungere con le dita è questo. Più di questo la mia mano non si apre e più di questo la mia mano non si chiude. Questo implica che tutto ciò che concerne la chiusura e l'apertura della mano, immagina soltanto appoggiare il palmo della mano a terra per mettersi in verticale, per me non è possibile, lo devo fare col pugno, con il pugno chiuso. Mamma mia. E la scarsa chiusura che il pugno chiuso mi implica. Quindi io indosso un guanto che ha una gomma protettiva sulle nocche che mi permette di farlo lo stesso senza rompermi le dita, insomma. Il problema è poi quello. Ecco, e questo però ha portato dei risultati sportivi, o sbaglio? Sì, sì. Diciamo che la più grande fortuna è stata saper trasformare un punto di debolezza in un punto di forza. Ho lavorato tanto, ci sono stati tantissimi anni di lavoro ovviamente per cercare di equilibrare anche il compenso fisico, perché quando hai una mano
che funziona in questo modo è tutto sbilanciato a livello di simmetria corporea, quindi devi rinforzare un lato più di un altro, devi renderlo mobile più di un altro, devi lavorare sul distretto sano, quindi le gambe, le spalle, rinforzando e facendo più lavoro rispetto a quello che faresti con la competenza muscolare corretta. Una volta raggiunto un livello che mi sembrava adeguato, a me non sembrava mai adeguato, ti devo dire, perché ovviamente io parto sempre dal presupposto, non so, che potrei fare sempre di più, ma forse questo è lo spirito dello sport e dell'agonismo, non lo so, non sta a me a dirlo, però ho partecipato a queste selezioni internazionali nel 2024, che sono gli Open, i CrossFit Open, che chiunque può fare, perché sono dei workout che vengono resi pubblici. Tu ti iscrivi attraverso il pagamento di una piccola quota, invii dei video che devono avere dei requisiti che vengono analizzati, in base al video che deve dimostrare la correttezza del movimento e il punteggio, rientri, diciamo, nei livelli selettivi successivi fino ad arrivare alle semifinali, superate le quali ci sono poi le finali. La finale a cui ho partecipato io nel 2024 è stata in Texas, a Sant'Antonio, dove abbiamo partecipato le 10 atlete più forti al mondo. Complimenti. E io ero l'unica rappresentante italiana della mia categoria, insomma. Ecco, complimenti, perché insomma mi pare... E qui hai avuto anche una gradita sorpresa. Sì, ho avuto una sorpresa gradita perché ovviamente la mia ispirazione in tutti questi anni è un'atleta francese che si chiama Anne-Laure Contunceau, campionessa del mondo più volte, un'atleta straordinaria che pensa è talmente forte ed è talmente brava che dopo il mondiale fatto con me ha smesso di gareggiare con la categoria adaptive e gareggia con i normodotati e vince sui normodotati. Cioè, per farti capire la straordinarietà di questa atleta, che ho incontrato. Allora, io sapevo che lei si era qualificata ovviamente perché avevo la classifica, ma mai più mi sarei immaginata che era nella stanza d'albergo di fianco alla mia. Per cui il giorno che siamo arrivati in Texas ho aperto la porta per andare a fare colazione e le sono letteralmente andata a sbattere contro. Oddio. Ovviamente un'emozione, una balbuzia, non riuscivo neanche a pronunciare mezza parola. Piano piano nei giorni ovviamente avevo avuto l'opportunità di parlarle, di conoscerla, anche perché alla start line era sempre di fianco a me. E durante la finale, lei ha vinto ovviamente, durante la finale, prima di iniziare la finale, ti dirò, proprio poco prima di iniziare, io in un attimo così di cuore veramente colmo di gioia le ho detto: guarda, io dal mio punto di vista ho già vinto, perché per me essere qua con te vuol dire avere vinto. Lei si è molto emozionata e quando ha finito, diciamo, la sua parte di gara, arrivando prima ovviamente, si è posizionata sulla mia lane ed è rimasta a farmi il tifo fino a quando non ho finito io. Mi ha aspettato, diciamo, alla finish line e mi ha abbracciato. Ci sono le foto dove siamo insieme e ancora oggi la sento, le scrivo ed è veramente stata un'emozione enorme. Ecco, questo è lo sport, Sì. la sana rivalità, ma il rispetto, ecco, Sì. è pur sempre sport, ecco, non è mai una cosa personale. Penso invece a tante vicende di personaggi che se le sono dette di tutti i colori dentro e fuori dal campo, eccetera, eccetera, e mi dico veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Adriano Panatta nelle sue memorie dice: io in fondo sono uno che in mutande ha rincorso una palletta, mica ho inventato la penicillina. E Veronica Bandera nelle sue memorie cosa scriverebbe? Questa domanda, mamma mia. Ma che lo sport mi ha dato sicuramente tanto più di quello che io potevo immaginare, e l'insegnamento lo applico tutti i giorni nella mia vita quotidiana, lavorativa e personale. Credo che vedere il mondo con gli occhi di uno sport onesto e pulito ti permette di provare a essere una persona migliore, e di essere la versione migliore di te stesso. Ecco, come ti ha aiutato a fare il medico? Se ti aiuta. Allora, sì, mi aiuta, ci farò sorridere. Quando ti occupi di emergenza, io, come ti dicevo, lo faccio da tantissimi anni sulla strada e in ospedale, a volte la tensione che accumuli è tanta. Devi raccogliere la frustrazione e la disperazione della gente, che non sempre ti è riconoscente, perché ti vede ovviamente come capro espiatorio di tanti problemi. A volte, se non hai una valvola di sfogo nella quale sei felice, rischi
di confondere il tuo lavoro come il muro del pianto e a tua volta di diventare aggressivo, poco empatico, poco comprensivo. L'attività regolare, agonistica, ma anche non agonistica, insomma, ti permette di disattivare questi meccanismi, di estinguerli, e di ritornare alla versione più, come dire, pulita di te stesso per affrontare e riconoscere la frustrazione altrui, la disperazione altrui e non farne diventare una questione personale. Questo Se, sicuramente. e viceversa, tra l'altro, perché se tu applichi quello che impari dal lato lavorativo nello sport, impari che magari, voglio dire, un avversario che ti tratta in maniera non educata, magari è semplicemente un avversario che ha paura e non un avversario che ce l'ha con te personalmente, insomma. È tutto uno scambio di conoscenze. Insomma, è la E di dimostrazione che mens sana in corpore sano. Non è una assolutamente. battuta questa. No, no, no. E poi però dal CrossFit i pesi. Come è venuta questa idea dei pesi? Allora, mi è venuta perché la pesistica olimpica fa sicuramente parte delle discipline di cui il CrossFit si occupa. Anche qui ti farò sorridere, io trovo che la pesistica olimpica sia l'espressione della femminilità, almeno ai miei occhi, perché è un movimento preciso, elegante, molto bello da vedere, ma contemporaneamente che esprime una forza assoluta, perché tu prendi 70 kg e te li porti sopra la testa. Sì, e Quindi soprattutto in un attimo, perché esatto. in un certo senso c'è qualcosa di fotografico, perché voglio dire, io ho la passione della fotografia analogica e tante volte è proprio quell'attimo che tu ammacchi il pulsante, tac, parte e resta quell'attimo per sempre. Mi sembra che sia una Perfetto. cosa simile questo, o no? Assolutamente, sì, sì, è proprio così. È come uno scatto. È come uno scatto. Tu devi quando fai uno scatto immagino che tu debba trovare intanto l'inquadratura, la perfetta Sì, posizione, la stabilità delle spalle, il certo. momento esatto dove clicchi. Nella pesistica è la stessa cosa. Dal momento in cui appoggi i piedi vicino al bilanciere, c'è una catena muscolare che dai piedi ti porta fino alle spalle, che deve essere perfettamente coordinata, pensata, quindi studiata e messa in moto in un'unica possibilità, quindi l'alzata è un singolo gesto che deve arrivare a compimento. Quindi è molto tecnico, molto mentale, fisico giusto, però pensato, voluto ed elegante da vedere. Quindi non so, questa cosa mi ha completamente fatto impazzire e mi ci sono dedicata anima e corpo, anche perché tutta un'altra serie di problemi di salute che si sono contrapposti mi hanno portato a dover ridurre un pochettino l'intensità degli allenamenti, anche perché a 44 anni, è vero, non sono tanti, Sono i ma per secondi l'agonismo 22. i miei giusto, mi E io piace sto sempre per molto fare i secondi 23, quindi non mi puoi dire a 44 anni, che cavolo, mi fai giusto, sentire giusto, giusto. decrepito. No, 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 no. No, 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 no. Diciamo che l'agonismo come dice mio marito che è, un bravo preparatore atletico, ovviamente l'agonismo si deve fare fino alla giusta età, proprio perché il corpo viene sollecitato molto, i tempi di recupero sono più brevi. Superati i 40 hai bisogno veramente di molto più tempo per recuperare rispetto a quanto investi per allenarti. Se per allenamento intendi l'allenamento finalizzato all'agonismo, quindi al gesto tecnico fatto bene e alla competizione. Quindi dovendo ridurre un pochettino l'intensità per tutta una serie di motivi, sono passata diciamo allo sviluppo solo della forza. Io sono sempre stata affiliata alla FIPE, che è la Federazione Italiana di Pesistica Olimpica, e quindi seguo degli allenamenti 3 volte alla settimana con i maestri di sollevamento pesi olimpico e mi approccerò alle mie prime gare verso la fine dell'anno. Molto bene, allora in bocca al lupo, tanto per Viva cominciare. il lupo! Viva Viva il lupo! sempre, viva anche il cane lupo, com'è che si chiama? Kenya è Ah, qua dietro Kenya. di noi. Ma è È scappata, femminuccia, sì. sì. È una bambina, sì. Ah, bene. È la mia gioia. Oltre a questo c'è anche una passione per la pittura, mi pare, per il disegno. Per i colori, per la precisione. Ecco, Più che per il disegno, per i colori. ecco, Leonardo Sciascia in Todo modo, il cui protagonista è questo pittore che forse è anche l'assassino perché è un giallo un po' particolare, mette in bocca a questo pittore
Dice: io le opere brutte le ho dipinte a piedi freddi e sono quelle che spuntano i prezzi più alti, mentre invece quelle che ho dipinto a piedi caldi sono le opere migliori. Vale anche per te? Quali sono quelle migliori? Quelle dipinte a piedi freddi o a piedi caldi? Sicuramente a piedi caldi. Ah, Le meno emozioni male. fanno tanto e le sensazioni fanno tanto. Diciamo che quando sono sovraccarico o comunque ho dei sentimenti che mi abitano in maniera significativa, prendo l'album da disegno, prendo i colori, io prediligo i pastelli a cera. Mi piacciono molto perché Belli. riesco a sfumarli, riesco a esprimere al meglio, diciamo, con la cera, i miei sentimenti e senza pensare coloro. Meraviglioso. Coloro produco senza avere in realtà magari nella mente un'immagine precisa. La guardo alla fine e vedo che cosa salta fuori. E che colore è Veronica Bandera? Azzurro, ti direi. Bel Ti colore. direi azzurro. Bel colore. È sempre stato il mio colore preferito. Che cosa c'è nel futuro? Perché Gianni Minà dice che è la domanda del bravo intervistatore. Io non lo sono, ma ci provo. La domanda precisa è: che cosa farai domani? Che cosa farò domani? Allora, spero di continuare a fare il mio lavoro con la stessa passione e la stessa voglia che ho da 20 anni a questa parte, che non si spenga nonostante tutte le difficoltà. E spero di portare avanti contemporaneamente le 1000 cose che mi piacciono, che sia lo sport con le sue declinazioni. Ti dirò, adesso mi approccio alla pesistica con un occhio diverso, meno cattivo, tra virgolette, quindi meno, se posso permettermi, cazzuto, mettiamola così, Sì, come lo era per il possiamo. CrossFit, più per una sfida con me stessa che non per una reale competizione con gli altri. Parteciperò alle qualifiche regionali a fine settembre che costituiranno in realtà le selezioni per l'Europeo dell'anno prossimo. Se andrà bene sarò felice, se non andrà bene sarò felice lo stesso, perché è un'esperienza che mi fa piacere vivere e ho intenzione di vivere lo sport in questo modo, anche perché ti affacci a un'epoca della vita dove lo devi vivere veramente così, quindi come traguardo personale, felicità personale. Doc, E poi? Sì, e poi? Dimmi tutto. No, e Dimmi poi? tu. E poi spero che mi dia la possibilità di continuare a viaggiare, perché lo sport che ho fatto fino adesso mi ha permesso di girare il mondo e di conoscere tante persone diverse in tante realtà diverse, e questo è l'altra cosa che spero di fare. Doc, un'ultima domanda e veramente grazie del tuo tempo e della tua pazienza. Là fuori, mentre noi parliamo, c'è magari un ragazzino, una ragazzina di 15-16 anni che è chiuso in se stesso, che magari non ha fiducia nelle cose che può fare, che magari è bullizzato, che magari non crede o vede semplicemente, per dirla con gli annacci, l'avvenire in fondo al tram ed è un avvenire tutto nero. Ma cosa lo sport può fare per lei o per lui? Può fare tutto, può renderlo consapevole delle sue capacità, può renderlo edotto del fatto che la vita può essere meritocratica, che non è vero che vincono sempre e solo le persone che hanno gli appoggi giusti, ma che se si fa fatica e si impara a fare fatica, perché nella vita la dovrai fare prima o poi, hai solo da guadagnare, perché quello che porti a casa dallo sport lo applicherai a tutti i registri della vita, ti permetterà di sentirti meno debole, ti permetterà di essere più consapevole di te stesso e quindi di conseguenza meno fragile rispetto alle avversità e alle cattiverie che purtroppo abitano in questo mondo. Quindi lo sostengo e lo sosterrò sempre. Grazie. Grazie a te, è stato un grande piacere. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sotto sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio,
tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa, grida la tempesta, qui nella mia testa, non puoi arrenderti, non puoi dire basta, grida la tempesta, sei la mia tempesta, non voglio arrendermi, non sai dire basta. Mi parlavi di tatuaggi, crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldila, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa, grida la tempesta, qui nella mia testa, non puoi arrenderti, non puoi dire basta, grida la tempesta, sei la mia tempesta, non voglio arrendermi, non sai dire basta. E quando alla frontiera, tra poliziotti e guai, luci negli occhi, oltraggio alla bandiera, ci sentivamo eroi, ed eri bella e fiera a declamare i tuoi versi ubriachi di poesia straniera, fino al mal di testa, grida la tempesta, grida la tempesta. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:21 minuti e 55 secondi, quasi 19:22 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1199 di oggi, venerdì 22 di maggio dell'anno del Signore 2026 di Chilometro Zoom. Ladies and gentlemen, avete ascoltato questa nostra chiacchierata con la dottoressa Veronica Bandera, che vi ricordo essere campionessa di CrossFit e adesso si è data al pesismo. 0292947222 il telefono è aperto, oppure 340 670 9659. Scusate, ogni tanto nei cambi veloci di marcia mi impunto, però il telefono della zappa o WhatsApp che dir voglia si resta 340 670 9659. Andiamo a dare anche un'occhiatina, già che ci siamo, alle agenzie e segnatamente vediamo un po' cosa dice l'ANSA. L'ANSA ancora ci tiene a farci sapere che Al-Arabi ha detto che l'annuncio dell'accordo Iran-USA sarà nelle prossime ore e sarà subito in vigore. Io ho forti dubbi che si possa arrivare a questo accordo, vista la guerra di parole che sta coprendo tutto ciò. Se poi certo succede, per carità, siamo tutti contenti. Bisogna vedere però se sarà davvero un accordo che riguarderà i due punti cardine. I due punti cardine, l'abbiamo detto più volte, sono la produzione di missili e il programma nucleare militare, in più la questione di Hormuz. 17 minuti fa Iran International batte questa dichiarazione del presidente Trump. Vedete quello che abbiamo fatto all'Iran. L'Iran muore all'idea di firmare un accordo.
Vedremo se succederà, ma li abbiamo colpiti davvero duro e non avevamo alcuna scelta, perché l'Iran non può avere un'arma nucleare, non possono averla. Vediamo un po'. Nel frattempo i francesi si mettono in mezzo al Consiglio di sicurezza, la Francia ha preparato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU per creare una missione internazionale per riavviare la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Questo è quello che dice il Ministero degli Esteri francese. Nel frattempo una proposta similare targata Stati Uniti e Bahrain resta ferma perché ci potrebbero essere dei veti posti dai russi e dai cinesi. Sapete che quando si pone il veto all'interno dei lavori del Consiglio di sicurezza praticamente si azzera tutto quanto, viene paralizzato e di conseguenza bisogna ripartire da capo. All'Arabia dice anche che qualunque accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti prenderebbe la forma di un accordo di un'unica pagina chiamato Dichiarazione di Islamabad. Questo è quello che dicono delle fonti bene informate. Intanto l'Europa si prepara a imporre delle sanzioni su funzionari iraniani e altri coinvolti nel blocco dello stretto di Hormuz, definendo tale blocco contrario al diritto internazionale. Il blocco naturalmente è il passo tecnico che ha permesso all'Europa di allargare la propria cornice di sanzioni contro l'Iran, permettendo ad ulteriori individui di essere inseriti nella lista delle sanzioni. L'Europa adesso sarà in grado di introdurre ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni iraniane che minano la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Questo è quello che ha dichiarato il Consiglio d'Europa, che rappresenta le nazioni europee. Questo è lo stato dell'arte, per cui sì, lo champagne lo teniamo in frigo, ma vediamo se sarà il caso di stapparlo oppure no. Volevo dirvi anche un'altra cosa nel mentre. La BBC riferisce le parole del segretario di Stato Marco Rubio, perché Rubio non ha parlato solo di Iran. Rubio soprattutto è intervenuto a un incontro dei ministri dei ministri degli esteri dei paesi NATO in Svezia. Perché? Perché lui ha provato a rassicurare gli alleati della NATO a proposito del dispiegamento delle forze americane in Europa. Sapete che Trump in questi giorni prima ha detto tiro via 3.000 soldati dalla Germania, spacco qua, spacco là, vi punisco di qua, vi punisco di là. In realtà sapete anche che Trump ha dichiarato qualcosa del genere, che dovrebbe mandare 5.000 militari americani in più invece in Polonia. Questa decisione è stata poi presa dopo che si era parlato di un dispiegamento di 4.000 soldati, Trump poi aveva fatto marcia indietro, insomma un vero e proprio casino. C'è stata confusione, dice la BBC, tra gli alleati della NATO, ma nella conferenza stampa dopo questo incontro che si è tenuto in Svezia, Rubio ha detto che gli Stati Uniti stanno costantemente rivalutando la propria presenza di truppe, questo alla luce dei propri impegni globali. Alcune truppe al momento sono impiegate nel Medio Oriente a seguito del conflitto in Iran tra Stati Uniti e Israele. Di conseguenza è confermato appunto che ci saranno 5.000 soldati in più che verranno inviati in Polonia. Non si sa se questi 5.000 soldati in più saranno presi dalle caserme tedesche e spostati in Polonia o se saranno 5.000 nuovi arrivi da oltreoceano. Comunque, in ogni caso, Rubio ha detto statevi tranquilli che non vi lasciamo soli con Putin, meno male. Ha parlato anche di Cuba, sapete che la portaerei Nimitz, tra l'altro la Nimitz doveva essere disarmata quest'anno e mandata al processo di smantellamento, perché è una portaerei a propulsione atomica, quindi poi vengono riciclati i reattori, eccetera, eccetera. Insomma, è un processo anche abbastanza lungo.
e invece la Nimitz è stata spedita al largo di Cuba per la situazione attuale. E sapete anche che Marco Rubio è figlio di esuli cubani, anche se ha origini una trisavola piemontese di Casale Monferrato, se non sbaglio. Marco Rubio ha detto che Cuba rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale degli americani e la possibilità di un accordo pacifico non è molto alta. Questa è un'affermazione che ha fatto soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno accusato, dice ancora la BBC, hanno accusato l'ex presidente cubano Raúl Castro di omicidio perché ha abbattuto nel 1996 2 Cessna, 2 aerei che erano gestiti da una, come si dice, da un'associazione, una onlus di esuli cubani, ma c'erano a bordo anche 4 americani. Rubio ha detto che la preferenza di Washington è verso una soluzione diplomatica, ma ha anche detto che il presidente Trump ha il diritto e l'obbligo di proteggere la sua nazione contro qualsiasi minaccia. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha accusato Rubio di dire bugie e ha detto anche che l'isola non ha mai rappresentato una minaccia per gli Stati Uniti. Forse questo signore gli mancano le pagine del 1962 nel suo libro di storia. Dopo aver parlando ai giornalisti appunto ieri, giovedì, Rubio ha detto che la diplomazia resta la nostra opzione preferenziale con Cuba, ma voglio essere onesto con voi, lo sapete, la possibilità che questo succeda, visto anche con chi stiamo trattando, non è molto alta. Ha anche detto che Cuba è uno dei principali sponsor del terrorismo nell'intera regione, cosa che Rodriguez ha veementemente negato in un post su X. Se ascoltate la puntata che abbiamo fatto con Blanca Bricegno dell'Airesven, gli esuli venezuelani, vi spiega invece che il Venezuela era diventato la centrale del terrorismo jihadista e i cubani ci bagnavano il panuzzo, aiutandosi con la storia di prendere il petrolio venezuelano. Quindi ragazzi, non è proprio così. Ecco, vi dicevo che bisognava tenere lo champagne in frigo e mi sa che per questa sera non ce lo possiamo bere perché il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei, riferisce sempre Iran International, parlando appunto del volo del feldmaresciallo pakistano Munir in quel di Teheran, ha detto che malgrado questi scambi stiano diventando molto più frequenti, sono semplicemente il prosieguo dello stesso processo diplomatico. Non possiamo dire necessariamente di aver raggiunto il punto in cui possiamo dire che l'accordo è vicino. Adesso pausa, poi torniamo, ci sentiamo Loredana Bertè con In Alto Mare e poi, implacabile come sempre, diritto e rovescio, Pierluigi Magnaschi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stella qui dagli occhi tuoi, un amore grande nel peschiare.
magia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù, poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto mare come gli uccelli d'ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più e respirare in alto mare come due uccelli d'ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. A te la linea, Antonino. Grazie, eccoci qua. C'era un disturbo nell'audio, 19, 35 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato In alto mare di Loredana Bertè, anno di Grazia 1980. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1199 di Chilometro Zoom, e adesso, implacabile come sempre, arriva lui, Pierluigi Magnaschi, dritto e rovescio. Vai. Trump voleva piegare l'Iran, ha addirittura minacciato di ridurlo all'età della pietra. Invece si rischia che l'Iran si trasformi, grazie al blocco di Hormuz, in una superpotenza regionale con la quale il bullo americano sarà costretto a venire a patti. Insomma, una figuraccia colossale. Più o meno quello che peraltro sta succedendo in Ucraina, che Trump avrebbe voluto piegare al diktat del suo amichetto di Mosca e che invece, contro tutte le previsioni, sta tenendo testa alla superpotenza russa. Altra figura di palta. E che dire della Groenlandia, che lui avrebbe voluto papparsi con le buone o con le cattive, ed invece, di fronte alla fermezza della disprezzatissima Europa, ha dovuto tornare a cuccia con la coda tra le gambe. Per non parlare della strombazzata pace palestinese, dove invece si continua a bombardare. Non è un bel momento, né per noi né per lo sceriffo di Washington. Decisamente no. Vediamo però che cosa succederà nelle prossime ore con questo presunto accordo. Ripeto, io sono molto scettico tra Iran e Stati Uniti. Ancora le agenzie, l'ANSA, la sentenza all'omicidio di Thomas Bricken, appello confermati ergastolo e 24 anni ai 2 imputati, la tragedia alle Maldive, le foto della grotta dove sono morti i 5 italiani, il team che li ha recuperati forse si sono persi. La flottiglia, la Procura di Roma valuta i reati di tortura e violenza sessuale. Dal racconto degli attivisti della flottiglia, scrive l'ANSA, rilasciati oggi da Israele, emergono i dettagli delle violenze. Ci pestavano e ci dicevano "Welcome to Israel", racconta con gli occhi lucidi il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto all'arrivo allo scalo di Fiumicino assieme al giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Sono loro i primi 2 italiani ad aver fatto ritorno a casa. Ci hanno picchiato selvaggiamente 3 energumeni e a un certo punto mi sembrava di non vedere più. Parla di un container, una panic room in cui venivano spogliati, tenuti al freddo e pestati. A me è andata bene, ne sono uscito in piedi, aggiunge. C'è chi è stato invece portato in infermeria con lesioni interne. Alcuni sarebbero stati bendati, tutti trattati come criminali. Al pronto soccorso hanno curato persone messe malissimo, anche anziani, ragazze 20-30, qualcune con fratture e alcuni con abusi sessuali. Mantovani, il collega del Foglio: mi hanno tolto i pantaloni col portafogli, non me li hanno ridati, poi ho preso botte, ho visto anche donne colpite. Abbiamo una telefonata allo 0292947222, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va bien? Ladies and gentlemen, welcome, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà
la Talk Radio, e dunque adesso è il momento di... Il punto di Michele Caruso, vai! Non un Michele qualsiasi, Michele Caruso. Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso della flottiglia per gas e le tensioni interne alla maggioranza. Il ministro degli esteri, la Farnesina Tajani, ha ribadito che il governo intende chiedere sanzioni europee solo nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir e non contro l'intero governo Netanyahu. Una proposta che è stata accolta dai rappresentanti diplomatici di diversi paesi. Sarà discussa alle prossime riunioni dei ministri degli esteri europei. Dalle opposizioni, Giuseppe Provenzano, PD, ha sottolineato che l'Italia può procedere con le sanzioni anche in autonomia e che potrebbe votare per la sospensione degli accordi UE-Israele. Nel frattempo, nella notte sono arrivati a Roma tutti gli attivisti italiani liberati da Israele. L'Italia, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, ha preso posizione sulle colonie israeliane in Cisgiordania. Non solo ha chiesto al governo di Tel Aviv di fermare l'espansione, ma ha anche condannato fermamente i membri del governo israeliano che sostengono un'annessione e la deportazione del popolo palestinese. E così oggi alle ore 19 il governo Meloni si è riunito in Consiglio dei Ministri, ha atteso un decreto legge tampone, come l'ha definito il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sulla situazione dell'energia. In particolare oggi è l'ultimo giorno in cui è in vigore il taglio delle accise sul carburante. Il governo dovrebbe rinnovarlo per una settimana fino a inizio giugno, per poi valutare nuovamente come si evolve la situazione. E così sul caso Flottiglia pesa come un macigno, perché uno che è stato torturato da un governo di un alleato, si fa notare, è molto grave. E dunque sono stati dimostrati i segni della tortura, la gente torturata c'è stata, degli italiani sono stati percossi violentemente, alcuni velocemente hanno riportato anche delle gravi lesioni interne. E dunque in realtà, come la Flottiglia ha chiarito già negli scorsi giorni, il Ministero degli Esteri italiano con a capo Tajani non ha contribuito ai biglietti aerei per il ritorno a casa degli attivisti. La Foglia dice che è d'accordo che è stato un brutto gesto quello di Israele e ha cambiato argomento passando a parlare dell'alluvione del 2014 nelle Marche. È semplicemente indecente che un rappresentante delle istituzioni, un uomo che dovrebbe garantire l'imparzialità e la tutela di tutti i cittadini, si scagli con tale ferocia contro una persona che ha subito traumi indicibili, ha commentato Alleanza Verdi-Sinistra di Senigallia. E dunque l'UE accoglie la richiesta di Tajani, si valuteranno sanzioni al ministro israeliano Ben Gvir, come avevo già detto precedentemente, e questo è molto importante. Il governo promette 200 milioni di euro agli autotrasportatori contro il caro carburante sospeso lo sciopero intanto, e poi sui migranti Meloni parla di nuove iniziative innovative con Grecia, Cipro e Malta. Vado a concludere. Il governo fa finta di prendersela con Ben Gvir, ma presto tornerà ad attaccare gli attivisti della flottiglia. Il governo italiano prima ci scritto la colpa delle violenze sugli attivisti della flottiglia al ministro israeliano Ben Gvir per poter continuare a relazionarsi con il governo israeliano senza ripercussioni. Così in poco tempo la destra è tornata a prendersela con gli attivisti stessi. Assisto Saverio Tommasi, salito a bordo della flottiglia lo scorso anno. Il Consiglio dei Ministri convocato il 19 sul tavolo il taglio delle accise, come ho già detto, Fratelli d'Italia contro la flottiglia, interrogazione per sapere quanto ha speso lo Stato per riportare attivisti a casa. Dunque anche Calderoli allontana le elezioni anticipate, la legislatura dice finirà regolarmente a ottobre del 2027, la prospettiva sarebbe di votare in autunno, cosa non molto per i due partiti, dato che significherebbe svolgere un'altra campagna elettorale in piena estate, quando l'attenzione dei cittadini è ai minimi, e ritrovarsi con un governo in carica a poche settimane dalla legge di bilancio non sarebbe proprio l'ideale. Italiano della flottiglia ricoverato a Istanbul, il ministro degli esteri, siamo sul piede di guerra, ma proveremo a contattarlo. Così il governo Meloni condanna Ben Gvir, non ai membri del governo israeliano che vogliono annettere la Cisgiordania. Il leghista si augura una strage al comizio PD, la condanna di Meloni del Carrozzo, solidarietà alla Schlein. Vado veramente a concludere. Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla segretaria del PD Elise Schlein per le parole di piazza
segreteria della Lega di Bardanò, Lecco, che sui social aveva scritto così, parlando del comizio di Elisa del capoluogo lombardo: non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passi di lì e ci fa un favore. Un evidente riferimento al tentato caso di strage di Modena. I vertici nazionali del partito hanno preso la distanza da Piazza, esprimendo solidarietà a Schlein. Poco dopo lo stesso ha fatto Giorgia Meloni. Sono parole inaccettabili che superano il limite di decenza e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. La Lega ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dei suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare un linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni. E Salvini non insiste sulle elezioni anticipate, non commento, fantasia, dice. Ecco, un tuo commento, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie, buona serata e buon weekend. Grazie a te. Certa gente è convinta che quando va all'estero fa quello che vuole e la trattano come in Italia, e non funziona così. Aggiungerei anche un'altra cosa: c'è un blocco che legittimamente Israele tiene davanti a Gaza, ha il diritto di respingere i flottiglianti, per cui chi ci va lì lo fa a suo rischio e pericolo. Pretendere il biglietto di ritorno dal governo italiano, cioè da me con le mie tasse, che non vado a rompere i coglioni alla marina militare israeliana, probabilmente mi sembra anche un po' troppo. Io non contribuirei a pagare il biglietto di ritorno a chi va a fare queste cose, anche perché non ci dicono mai chi è che li finanzia, perché stranamente quando poi gli si dice sì vabbè ma i soldi chi c'è dietro questa iniziativa, non si sa mai chi è, siamo tutti fascisti se glielo chiediamo. Per quanto riguarda il resto, se una dice una cazzata, bene fa il partito a prendere le distanze, perché una cazzata come tale resta. Abbiamo un'altra telefonata. Lisetta, pronto? Sì, buonasera signor Tonino, tutto giusto quello che hai detto, sono d'accordo con lei. Grazie. Però io voglio ritornare ai fatti di Modena. Sì. Perché per i giudici io ho letto che è pericoloso ma non troppo. Allora, ripeto, riguardo all'attentatore di Modena, modus operandi, lettere di odio e appartenenza religiosa opposta all'indirizzo di tale lettere. Non mi sembra, dottor Tonini, non mi sembra lasciano molti dubbi. Poi, per carità, nelle indagini preliminari è stata esclusa la matrice terroristica. Allora i giudici ci spiegheranno perché da un lato lo reputano pericoloso e capaci di reiterare tali gesti. Dicono che sapeva benissimo cosa faceva, che era uscito appositamente per compiere una strage, salvo poi chiosare che non è terrorismo. Allora, come a dire, dottor Tonini, che io prendo il portafoglio dalla tasca di qualcuno, ma mica per rubare, ma che solo per vedere di che marca è. Mettiamola così. Io la saluto e buona serata. Lisetta, facciamo un esempio stupido ma chiaro. Se io ora qua alla radio comincio a svaccare, dico per dire, contro gli abitanti di Sondrio, e comincio a dire che devono morire tutti bruciati, loro e la loro religione, eccetera, eccetera. Secondo voi, io, no, se la settimana appresso con la macchina arrivo nella piazza di Sondrio, metto sotto 7 persone, poi scendo dalla macchina e comincio ad accoltellarle, secondo voi io sono pericoloso oppure no? Datevi la risposta da soli. Saluto gli amici che ci ascoltano da Sondrio e che anzi spero di poter visitare la vostra bella città al più presto. Grazie, anzi. E vi abbraccio tutti. Perdonate, ma è stato il primo esempio che mi è venuto. Ma vi voglio dire, che senso ha una roba così? Bene, noi abbiamo finito per questa sera. Ci ritroviamo domani alle 9:35 col Garage dell'Alfista. Grazie ad Alessandra che mi ha mandato delle splendide foto da Novara, le proietteremo domani in trasmissione, grazie ancora. Ci salutiamo con gli Audio 2 alle 20 del 1995, domani alle 8 c'è il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la sua rassegna stampa insieme con Matteo De Sio, poi dopo c'è il nostro Giovanni Sallusti con il suo Liberamente e dopo arriviamo io, Alex Cereda e Giovanna Scaglione. Grazie a tutti e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.